Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Siamo al via con la nona giornata di corse del 2022. Si comincia con i puledri non vincitori di 3.000 euro in carriera. Favorito e super giocato Dolcevichi. Sono in 7 al via, 1 Dominaz, 2 Dubai Pax, 3 Diplomato, 4 Don't Worry Be Happy, 5 Dolcevichi, 6 Da Granit Dipa. In seconda fila 7 Diritto d'autore. L'allenamento è completato, problemi per Diplomato che non vuol saperne di prendere la macchina e allora conferma i suoi problemi di carattere. E allo stacco in 1 metro Dolcevichi è già davanti. Seconda posizione Dubai Pax con di fuori Don't Worry Be Happy, quindi Numero lungo la 3, corda Diplomato, Dominaz, squalificato. ancora diritto d'autore. Alla retroguardia c'è Da Granit Dipa. Si va sulla curva di destra con Dolcevichi in evidenza. I primi 200 se ne vanno in 15,8 e il battistrada è andato avanti a spesa zero, è stato stragiocato e continua ad andare piano. Dubai Pax a qualche lunghezza, di fuori Don't Worry Be Happy, lungo la corda Dominaz, poi diritto d'autore e Da Granit Dipa. I 400 passati in 31,6 con sempre Dolcevichi a scandire il ritmo della contesa. I 600 che se ne vanno con una frazione in 16,2 in 47,7 e si viene al passaggio davanti alle tribune con uno svarione da parte di Don't Worry Be Happy, ripresa al volo da Antonio Greppi, ritorna però in coda al gruppo. Gli 800 in 1,33 con questi 400 metri in 32,1, Dolcevichi all'avanguardia, nella sua scia c'è Dubai Pax, quindi Dominaz, ancora diritto d'autore, il chilometro se ne va in 1,19,7. Dolcevichi che allunga il comando, diritto d'autore che cerca di guadagnare posizione all'esterno, scavalca Dominaz e si porta a lato di Dubai Pax e cerca di portarsi in seconda posizione. Dritto opposto alle tribune passate in 15,1. Dolcevichi in vantaggio. Nella sua scia cerca di riportarsi diritto d'autore che ha il suo bel da fare con Dubai Pax per il secondo posto però, perché ormai la vittoria è in cassaforte da tempo per Dolcevichi che in arrivo viene a fare anche un po' di velocità, allunga e vince di quanto vuole nei confronti di Dubai Pax e di diritto d'autore. La retta d'arrivo sveltissima in 13,6, 28,6 la chiusa, da staccare le stanghe dal sulchi la retta d'arrivo di Dolcevichi, Adrian Cippe Miara la genealogia, Alessandro Gocciadoro allena e guida per i colori della Marodà di Massimiliano e Roberto Michelotto. Il successo in cost to cost, la prima per il team giallo, per Dolcevichi con chiusa siderale.